progetti spaziano un po' dal cinema al video, al teatro, a attività laboratoriali varie che coinvolgono direttamente i ragazzi. Quello che mi piace sottolineare del progetto Agorà è il fatto che abbiamo cercato di stare tutti insieme, tenere unite tutte le associazioni e gli attori che propongono questi laboratori in modo da essere dentro un progetto comune rivolto ai ragazzi e quindi indirettamente anche alle loro famiglie, con una ottimizzazione di tutte le risorse che mettiamo a disposizione, economiche, logistiche, di personale, cercando di fare in modo di non fare sovrapposizioni, ma di avere anche dei momenti di riflessione su quella che è l'esigenza da un punto di vista delle iniziative che i ragazzi e i giovani vogliono fare a Sassari e vedere che cosa c'è di particolarmente, qual è l'offerta maggiore, qual è l'offerta che dobbiamo invece aumentare, e quindi diventa anche un momento di riflessione per migliorare l'offerta e il dialogo anche con i ragazzi della città.